Autonomia, la rivoluzione cercata, voluta, votata dal Veneto. Il traguardo era fissato per oggi, 15 febbraio, e ieri sera in volata la bozza è approdata in Consiglio dei Ministri. 23 le competenze richieste, ma il Movimento 5 Stelle al grido di "non si possono creare cittadini di serie A e di serie B" promette battaglia con un controdossier che critica aspramente l'autonomia promossa con una maggioranza schiacciante nel referendum veneto. Una posizione che viene cavalcata anche dai governatori del sud che guidano la rivolta e parlano di secessione dei ricchi, facendo infuriare Luca Zaia in collegamento telefonico con Rete Veneta. Qualche governatore che si lamenta, qualcuno della classe dirigente del sud, dovrebbe spiegare ai suoi cittadini perché va male, anche perché non è colpa dell'autonomia del Veneto. La verità è che la classe dirigente del passato ha governato male il sud e forse anche qualcuno del presente. E questo mal governare poi fa pagare il conto ai cittadini, che sono le uniche vittime di questo sistema. I cittadini del sud devono chiedere l'autonomia per le loro regioni e lì vanno al vedo e verificheranno se ci sono sprechi o no. Zaia invita anche i cittadini del sud a chiedere l'autonomia, mentre il Movimento 5 Stelle frena sulle infrastrutture, sulla cultura, sull'ambiente e sulle tariffe sanitarie, guarda caso proprio i settori di competenza dei ministeri pentastellati. Noi siamo qui pronti a spiegare e anche a dimostrare che tutte quelle cose che dicono e che si leggono sono semplicemente falsità, perché non è vero quello che si dice. Insomma, dopo la TAV e le grandi opere, il Movimento 5 Stelle torna a scontrarsi con la Lega e adesso sull'autonomia si apre un confronto duro nel governo giallo-verde con scenari imprevedibili, ma l'ottimismo è l'ultimo a morire. Sia Lega che 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, hanno messo nel contratto di governo l'autonomia, la Lega sta facendo un lavoro strepitoso con Matteo Salvini per sostenere questo, se qualcuno si chiama fuori è un altro discorso, però io penso che il dialogo che c'è tra Matteo Salvini e Di Maio ci porterà a trovare una soluzione.